Continuano le forti prese di posizione del cartello sociale verso la gestione del servizio idrico, dopo le assemblee pubbliche, le proteste sotto la prefettura. Oggi un comunicato stampa, lo stesso cartello sociale, formato, ricordiamo, dai rappresentanti della Chiesa e dai sindacati, e che vede proprio in Don Mario Sorce la colonna vertebrale della struttura, afferma come, rinnegando se stessi dopo essersi battuti a favore della gestione pubblica del servizio idrico, diversi sindaci della provincia di Agrigento stanno conducendo al fallimento la società consortile appositamente creata e da loro fortemente voluta, il tutto con la complicità dell'assessorato regionale alle autonomie locali, che non fa altro che offrire alibi e assist ai sindaci riottosi all'utilizzo delle risorse stanziate per far decollare l'AICA. Probabilmente, continua nel forte comunicato stampa il cartello sociale, nella mente di qualcuno c'è un disegno preciso di tornare alla gestione privata, nonostante sia in corso un piano di risanamento e investimenti pubblici per il rifacimento delle reti, l'ammodernamento degli impianti idrici. A questo punto ognuno intesti la politica, si assuma le proprie responsabilità nella consapevolezza che il fallimento della tanto auspicata gestione pubblica del servizio idrico non è certo la via migliore per tutelare gli utenti, i lavoratori, i creditori e le stesse amministrazioni locali. Infine, scritto nel comunicato stampa del cartello sociale, è amaro constatare che siamo di fronte a una pesante sconfitta della classe politica locale, che non riesce a difendere gli interessi del territorio, a tutelare i suoi concittadini, e che rischia di lasciare spazio alle scorribande di gruppi privati che vogliono mettere le mani su una risorsa fondamentale come l'acqua per ricavarne profitti nei prossimi decenni, quando il prezioso liquido diventerà ancora più prezioso e la sua gestione andrà a discapito delle generazioni future.